imprese venete, governo ed Europa non finanziano un progetto da 6 milioni di euro sostenuto da categorie e università e dedicato all'innovazione che va alla Basilicata, la rabbia di Unioncamere, sempre penalizzati a favore del Sud. Chiesti 12 rinvii a giudizio per l'inchiesta sulla manodopera fornita da BM Service di Trento, anche a Grafica Veneta, archiviazione per il titolare Fabio Franceschi. Agli arresti domiciliari un imprenditore triestino al centro di una truffa che riguarda finte ristrutturazioni in un complesso residenziale di lusso a Jesolo, sequestro di 1,5 milioni di euro. Marco Zennaro ieri sera ospite a Ring, a 2 mesi dal ritorno a casa. Nell'imprenditore veneziano c'è la sensazione che ancora non sia stato detto tutto sulla sua durissima esperienza in Sudan. Il riconfermato presidente nazionale Sebastiano Favero traccia gli obiettivi per i prossimi 3 anni di mandato. Le accuse infamanti di Rimini fanno ancora male, ma ora ci prepariamo per la grande festa di Asiago. Iniziano gli appuntamenti di preparazione alla festa del Santo 2022, tornano i pellegrinaggi, salgono le presenze, basilica senza limiti di capienza, ma si raccomanda prudenza. Dopo la statua della Maddalena giacente ritrovata in Inghilterra, recuperata da un privato un'altra opera del Canova che si credeva perduta, è un dipinto a olio su tela sottoposto agli esperti della Gipsoteca di Possagno e che sarà in mostra dal 23 di giugno. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito dai titoli, doccia gelata sul mondo delle imprese venete. Governo ed Europa non finanziano un progetto sostenuto da categorie e università dedicato all'innovazione da ben 6 milioni di euro. Inaccettabile, Veneto sempre penalizzato, tuona il presidente di Unioncamere Pozza. Era il primo e il più, indiscrezioni ovviamente, che ci hanno detto il più direi apprezzato come progetto, e dopo ci ritroviamo a essere sorpassati da Basilicata o da altre regioni. Non nasconde sconcerto e amarezza Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto, di fronte alla bocciatura di Neural, progetto cardine del Competence Center di Padova, realtà che mette insieme il mondo accademico ed economico veneto sui temi dell'innovazione. Neural aveva l'ambizioso obiettivo di sviluppare l'intelligenza artificiale a nord-est e tutte le implicazioni derivanti dalla blockchain. Sulla carta un progetto vincente dal valore complessivo di 6 milioni di euro che doveva essere finanziato per il 50% con fondi europei e per il restante 50% con risorse nazionali. La doccia non è soltanto fredda per Unioncamere. Sì, gelata sul Veneto, ancora una volta dobbiamo riscontrare che il Veneto viene emarginato, abbiamo un'emarginazione, lo dico sempre, infrastrutturale, non abbiamo la banda larga coperta dappertutto, non abbiamo lo sbocco a nord, i famosi 20 km tra Sandonà e Portogruaro che non si riesce a venirne fuori, l'alta velocità abbiamo dovuto alzare la voce per averla da Vicenza a Padova, e adesso ciliegina sulla torta l'unico competence center a livello nazionale che, da quanto ci risulta, in questo momento non è neanche nella graduatoria. Imprese e università si sono messe in moto, l'obiettivo è ribaltare una graduatoria definita ma non ancora ufficializzata e che terrebbe fuori anche le regioni Lombardia e Friuli. Ci siamo già attivati, il Presidente Zaia ha informato, mi ha assicurato il suo impegno per portare a casa il finanziamento, e io mi auguro che adesso si arrivi all'obiettivo. Abbiamo un Ministro che tra l'altro è dello stesso partito, il Ministro Giorgetti, quindi direi che tutto il peso del Veneto sta. La cartina di tornasole sarà quando avremo la risposta, sì o no o al 50%. Io mi auguro che sia un sì pieno. Ed ora parliamo invece dell'inchiesta sul caporalato che ha coinvolto 2 aziende padovane, tra cui la Grafica Veneta. La Procura di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 persone e l'archiviazione per altre 5. Archiviata anche la posizione di Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta. 12 rinvii a giudizio, 5 archiviazioni. Un altro punto fermo nell'inchiesta sul caporalato aperta dalla Procura della Repubblica di Padova nel luglio del 2021. Una bufera che si era abbattuta su 2 aziende del Padovano, tra cui Grafica Veneta SPA di Tre Baseliche. Tra le 5 posizioni archiviate, non essendo state raccolte prove a suo carico circa la consapevolezza della situazione dei lavoratori stranieri, scrive il procuratore di Padova Antonino Cappelleri, anche quella del titolare di Grafica
Grafica Veneta Fabio Franceschi. 11 gli arrestati nel luglio del 2021, coinvolti a vario titolo in un'indagine condotta dai carabinieri di Padova sullo sfruttamento di un gruppo di lavoratori pakistani da parte di 2 connazionali titolari dell'ABM Service di Trento, uomini costretti a turni di 12 ore di lavoro senza indennità e in caso di ribellione picchiati e sequestrati. Tra gli indagati il titolare dell'ABM Service Badar Arshad Badar di 55 anni e i 2 figli, tutti ancora in carcere, indagati per rapina, sequestro di persone, estorsione, violenza privata, lesioni personali. Altri 2 indagati, Giampaolo Pintone e Giorgio Bertan, rispettivamente responsabili della sicurezza e amministratore delegato di Grafica Veneta, lo scorso ottobre avevano patteggiato una pena di 6 mesi, commutata in 45.000 euro di multa per sfruttamento del lavoro. Vicenda che lascia l'amaro in bocca, ma guardiamo avanti, è il commento del titolare di Grafica Veneta Fabio Franceschi alla notizia dell'archiviazione. Sono particolarmente felice perché per quanto mi riguarda il rapporto con i miei collaboratori è fondamentale, è la base del successo di Grafica Veneta in questi ultimi anni. Comunque tutto questo non aveva rallentato tutto quello che era la nostra operatività, tanto che dopo l'incontro con l'imam avevamo assunto più di 40 ragazzi pakistani che ci stanno dando grande soddisfazione nella produzione, tanto che stiamo prevedendo di assumerne altri 20. Il gruppo sta andando bene, tanto che anche in America stiamo trovando una collaborazione con l'ambasciata pakistana per assumere altre 50 persone nel nostro stabilimento. Grazie. È una storia che lascia l'amaro in bocca, però guardiamo avanti con serenità e vediamo di costruire e di creare più posti di lavoro possibile per il territorio. Marco Zennaro ieri sera ospite a Ring, a 2 mesi dal ritorno a casa. Nell'imprenditore veneziano c'è la sensazione di essere finito in un gioco più grande di lui e la difficoltà a superare la durissima esperienza in Sudan, ma anche la voglia di non cedere alla rabbia. Non porto neanche rancore per chi mi ha condotto in quella situazione. Ho passato molto tempo sommerso di rabbia durante le fasi in cui ero in hotel, ero in ambasciata e purtroppo la rabbia è un'accezione della propria personalità che è poco costruttiva. Devo cercare di focalizzare l'attenzione su quelle che sono le cose meravigliose che abbiamo. La vittoria interiore di Marco Zennaro è questa: superare la rabbia e il rancore e guardare avanti, perché sono un veleno che ti consuma e l'imprenditore di questo veleno non ne ha bisogno, per la sua famiglia, per i suoi dipendenti. Parla per la prima volta in una trasmissione televisiva, il 47enne al centro di un caso internazionale che ha tenuto a lungo con il fiato sospeso tutta l'Italia. E a Ring fa chiaramente capire che comunque, pure dopo 2 mesi dal ritorno in Italia, quei 70 giorni nelle celle di Khartoum e quei 9 mesi bloccato in un Sudan sconvolto dal colpo di Stato continuano a imprimere nella sua mente immagini indelebili. Non sono ancora così sereno, ecco, come vorrei essere. Guardare alla vita e al quotidiano senza ansie, gustandosi le piccole cose, anche solo quello di tornare alla guida della sua azienda. È l'unico modo per superare l'incubo di una vicenda che lo ha visto accusato di truffa per dei trasformatori che erano ritenuti difettosi. Poi un procedimento giudiziario senza prove, con udienze rinviate all'infinito. Una cella in condizioni disumane, l'accordo extragiudiziale e ancora l'impossibilità di tornare in Italia per mesi e mesi. In un paese dilaniato da fazioni militari che controllano anche l'economia. Ha l'impressione di essere finito in un gioco diverso, in un gioco più grande? Io credo che di essere stato l'oggetto del contendere di un mercato che prima apparteneva a una certa fazione e la mia reintroduzione in quel mercato ha dato fastidio. Ho ancora l'impressione che qualcosa dobbiamo ancora vederlo in questa grossa
a spazzatura in cui io sono finito. Resta l'affetto di una città che lo ha sempre sostenuto, resta la sua famiglia che non ha mai mollato e che ora forse ha bisogno di rassicurazioni proprio da lui, come la bimba più piccola dell'imprenditore 47enne. Più di una volta io esco prima che lei si svegli e cerco di fare il minor rumore possibile per non svegliarla, però un po' anche il suo dormiveglia mattutino si sveglia e quando sto uscendo viene quatta quatta e mi dice: papà, torni, vero, questa sera non andare lontano. Continuiamo con la cronaca. Domiciliare accusato di emissioni di fatture per operazioni inesistenti, un triestino al centro di una truffa che riguarda finte ristrutturazioni in un complesso residenziale di Jesolo. L'inchiesta è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. Ha preso nome Fronte Mare l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste, al termine della quale un triestino è finito agli arresti domiciliari, indagato per emissioni di fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di circa 1 milione di euro. Il tutto parte da una denuncia per truffa sulla vendita di un autoveicolo fra privati, per arrivare ad una vorticosa triangolazione di false fatturazioni inerenti alle ristrutturazioni e successive rivendite a privati di una serie di appartamenti vista mare di un lussuoso complesso residenziale di Jesolo, The Beach House, che coinvolgeva 2 società e il triestino che si fingeva project manager. L'indagato era già gravato da ben 8 pronunce per truffa, nonché da una condanna per tentativo di estorsione. A suo carico gravi indizi di reato sono emersi da accertamenti bancari, dagli esiti di perquisizioni locali, nonché da numerose testimonianze. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato in via preventiva somme di denaro pari a 1,5 milioni di euro nei confronti dei soci e degli altri rappresentanti legati alle altre 2 imprese di Jesolo, operanti nel settore immobiliare, beneficiari ultimi della frode concretizzatasi nel periodo 2017-2020. I provvedimenti sono stati adottati dal giudice Massimo Tommasini su richiesta del PM Lucia Baldovin. Cambio di comandante per la Guardia di Finanza del Nord-Est. A Venezia il passaggio di consegne dal generale Bruno Buratti alla generale Carmine Lopez. L'attenzione delle Fiamme Gialle in Veneto è massima sui fondi del PNRR per le Olimpiadi. È stato previsto ed organizzato a livello centrale un monitoraggio molto puntuale sulle risorse che arriveranno e sulla loro distribuzione. È un fatto scontato che vi sono tentativi della criminalità economico-finanziaria, della criminalità organizzata, di appropriarsi e di accaparrarsi queste risorse. L'attenzione sul corretto impiego dei fondi del PNRR è massima. Lo dice chiaramente il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zaffarana, arrivato alla caserma Tommaso Mocenigo di Venezia per il passaggio del comando interregionale dell'Italia nord-orientale dal generale Bruno Buratti al generale Carmine Lopez. Tra un po' vedremo affluire dei fondi sia per le Olimpiadi invernali sia per il PNRR, quindi ci dovremo concentrare a seguito di un'analisi di rischio accurata su come verranno spesi questi soldi. Lopez torna a Venezia dopo un'esperienza quinquennale dal 98 al 2000 come comandante provinciale, dal 2000 al 2003 come capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Veneto. Nel passaggio di consegne con Buratti c'è un altro tema caldo. Sicuramente il tema della penetrazione della criminalità organizzata nell'economia è sempre attuale. Nei momenti di difficoltà in cui c'è crisi finanziaria, purtroppo c'è sempre chi è disposto a mettere sul mercato denaro che non costa e proviene da attività illecite. Su questo penso di essere attrezzato e ci spenderemo con tutta l'esperienza che porto con me e con tutta l'attenzione vigile su tutti i fenomeni di infiltrazione. Bruno Buratti saluta il Triveneto con un bilancio positivo, il fiore all'occhiello di un'operazione condotta a Pordenone. Abbiamo individuato un caso in cui un'impresa di diritto cinese riconducibile al governo ha cercato di assumere il controllo di un'impresa strategica che produceva droni e altro materiale d'armamento. È un caso che ha avuto risonanza internazionale, in relazione al quale sono state poi adottate delle forme di cautela che serviranno a preservare le nostre imprese da queste forme di infiltrazione. Ed ora invece parliamo dei medici di base e delle guardie mediche. Ecco i numeri, quanti ne mancano e le prospettive future.
Sono 2 i fronti aperti sull'assistenza medica ai cittadini dell'ULSS 6 Euganea, così come avviene comunque nel resto del Veneto. Da un lato i medici di base, di medicina generale, in calo continuo per pensionamenti o dimissioni. Dall'altro i medici della cosiddetta continuità assistenziale, le guardie mediche per capirci, che danno una copertura anche negli orari più scomodi. Ebbene, la Regione ha chiesto a tutte le ULSS di fare una mappa della situazione. Per l'ULSS 6, che copre il territorio padovano, emerge che mancano 103 medici di base e 78 incarichi di continuità assistenziale. Non hanno ancora quantificato quelli che mancheranno, per cui noi avremo un numero nei prossimi 2 anni più che doppio rispetto ai 108 di oggi. Dei medici di base ne mancano 15 in città, a Padova, gli altri nel resto del territorio, e coprire questi vuoti non è facile. La Regione può affidare l'incarico senza concorso a chi si sta specializzando ed è al 3° anno di formazione, con un massimo di 1.200 assistiti, garantendo poi al termine della formazione il posto definitivo. Ma i medici disponibili non si trovano e il futuro è ancora più incerto. I numeri dei medici mancanti potrebbero infatti salire ancora. A Regione, ULSS e perfino ai sindaci del territorio il compito di trovare presto una soluzione. Bisogna cambiare l'organizzazione, cioè è necessario che i medici vengano liberati da tutte quelle incombenze burocratiche e anche le incombenze di cura, diciamo, meno impegnative, per poter fare maggior numero di ore negli ambulatori facendo i medici. Mi spiego meglio. In questo momento un'ora di un medico di famiglia è divisa in 20 minuti a fare il medico, 20 minuti a fare la segretaria e 20 minuti per fare l'infermiera. Noi dobbiamo fare in modo che il medico faccia per un'ora il medico. Continuiamo a parlare dei medici di base. La Regione ha cercato delle soluzioni tampone, ma secondo il Partito Democratico regionale sono state fatte scelte sbagliate. La sanità è il punto cruciale per la vita e per i bisogni dei cittadini. Oggi più che mai si discute della carenza cronica dei medici di base. Troppi i posti vacanti in Veneto. La Regione ha trovato delle soluzioni tampone, scelte sbagliate secondo il Partito Democratico regionale, a partire dalla riforma dell'azienda zero. È giunto il momento di riformare la nostra sanità, commenta Andrea Martella, segretario regionale del PD. 2 le questioni da affrontare. La prima è quella relativa alla medicina del territorio, ad una maggiore integrazione sociale e sanitaria che si è andata disperdendo nel corso di questi anni. La seconda questione riguarda il numero di medici e di infermieri, per affrontare un altro enorme problema, che è quello della riduzione delle liste d'attesa per chi deve fare visite o per chi deve fare esami. Non vogliamo fare polemica, termina Martella, ma è ora di fare delle scelte precise. Noi non facciamo polemiche, facciamo proposte, perché crediamo che la sanità del Veneto possa essere migliorata, e le soluzioni tampone di emergenza che sono state individuate dalla Giunta regionale senza neanche tenere conto delle molte valutazioni che sono venute dal mondo sindacale e dalle organizzazioni dei medici sono scelte, secondo me, che non hanno quell'efficacia che invece in un momento come questo bisognerebbe seguire. Il neorieletto presidente ANA Sebastiano Favero traccia gli obiettivi per i prossimi 3 anni di mandato. Sicuramente fatto male perché non siamo questi e la gente lo sa. Per fortuna, ecco, devo dire che dopo un primo momento dove c'è stato, mi lasci dire, quasi un accanimento, ecco, nel voler generalizzare. Una ferita che fatica a rimarginarsi, quella lasciata dalle polemiche per le presunte molestie durante la dunata delle Penne Nere di Rimini. Non lo nasconde il neo riconfermato presidente dell'ANA Sebastiano Favero al suo 4° mandato alla guida dell'Associazione delle Penne Nere Italiane. Davanti a lui altri 3 anni durante i quali dice metterò ancora più impegno rispetto a prima, e guardando agli obiettivi da raggiungere ce n'è uno su tutti. La richiesta di un ritorno di un servizio obbligatorio, proprio per poter formare tutti i giovani anche ad essere pronti in caso di necessità, di emergenze. Purtroppo anche i fatti in corso in questi giorni ci stanno a dimostrare che
dobbiamo essere sempre molto pronti e molto attenti. Intanto però c'è un traguardo molto vicino da tagliare, la macchina organizzativa è nel pieno del lavoro. Dall'8 al 10 luglio infatti è in programma il raduno Triveneto ad Asiago, un appuntamento tradizionale sospeso per 2 anni a causa della pandemia e che per questa edizione assume un significato ancora più profondo. Va a coincidere con uno dei nostri altri grandissimi appuntamenti che è l'Ortigara, per cui il sabato saremo tutti sull'Ortigara e la domenica saremo sulle vie di Asiago e sfileremo per le vie di Asiago e poi andremo al Sacrario a rendere giustamente onore ai nostri caduti. Ed ora la festa di Sant'Antonio, si è aperta la tredicina, i 13 giorni di preparazione al 13 giugno. Dopo 2 anni di pandemia torna la processione per le vie della città e tornano anche numerosi pellegrini. Primo giorno della tredicina con una basilica che torna a capienza piena dopo i 2 anni di Covid e per la prima volta alle 18 la Santa Messa della diocesi di Forlì, Bertinoro. 800 anni fa proprio a Forlì Sant'Antonio si rivelò un grande predicatore. Era il 25 settembre del 1222 quando a Forlì Antonio rivelò al mondo il suo dono di predicatore. Straniero in terra italiana, le sue parole toccavano quanti le udivano nel cuore grazie al suo linguaggio semplice e comprensibile, alla sua profonda cultura e alla sua fede. A 800 anni di distanza saranno vissuti nel segno della forza della sua parola i 13 giorni che avvicinano la comunità alla festa del Santo. In Basilica tornano i pellegrinaggi delle diocesi del Veneto, ma non solo, tornano numerosi i fedeli. Nello scorso fine settimana 6.550 i passaggi nella Cappella delle Reliquie, numeri che danno il segno di un ritorno alla normalità. Il momento più atteso, la processione della statua di Antonio lungo le vie della città il 13 giugno. È una cosa meravigliosa e si ritorna alla tradizione che da sempre Sant'Antonio il 13 giugno a Padova viene celebrato con una processione all'aperto per le vie del centro, quindi va benissimo, una bella cosa. Ma lei l'ha vista in elicottero, in televisione? Certo, è suggestivo. Anche l'anno scorso quando è andato? Sì, bellissimo. Nei 2 anni di pandemia il santo non si è mai allontanato dalla sua gente. Le sue reliquie hanno sorvolato le terre venete nei luoghi simbolo del Covid sull'elicottero nel 2020. La reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute a Venezia, ha ripercorso lungo le vie d'acqua il cammino che l'aveva portata lì per giungere a Padova nel 2021. A portarlo nelle vostre case con un record di spettatori il lavoro del network Media Nord-Est in uno sforzo corale accanto alla comunità dei frati. A Padova già molti pellegrini, tanti italiani, ma sono numerosi anche gli stranieri con gruppi giunti dall'Europa, Stati Uniti e Cina. Nel bicentenario della morte del Canova, un'altra opera dell'artista emerge dalle nebbie del passato, è la Maddalena Penitente, proprietà di un privato attribuito ufficialmente al grande scultore e pittore veneto. Dopo la statua della Maddalena giacente, ritrovata in Inghilterra dopo che per decenni era stata esposta all'intemperie come arredo da giardino, spunta un'altra opera del Canova. Saranno i 200 anni dalla scomparsa del grande artista veneto, sarà l'attenzione mediatica mondiale, fatto sta che a ogni piè sospinto emerge un'opera perduta. È il caso della Maddalena Penitente, un dipinto a olio su tela che di recente è stato sottoposto agli esperti della Gipsoteca di Possagno per verificarne la paternità. Dopo una pulizia degli strati superficiali, ormai compromessi da restauri e dal lavoro del tempo, sono emerse molte affinità e analogie con altri lavori del Canova. La valutazione di Moira Mascotto, direttrice del museo, è stata condivisa anche dal presidente della Fondazione Canova, Vittorio Sgarbi, e dall'esperto Stefano Grandesso. I tecnici canoviani, inoltre, hanno condotto approfondite ricerche e dai documenti si può evincere l'esistenza di un dipinto del Canova rappresentante proprio la Maddalena, di cui parlano anche i biografi dell'artista. Studi esterni ed evidenze scientifiche confermano quindi l'attribuzione al grande scultore e pittore e ora tutti potranno vederlo. Il quadro sarà infatti esposto alla Gipsoteca di Possagno dal 23 giugno. Ed è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, l'estate meteorologica prende il via con una nuova ondata di caldo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 1 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Non si esclude tuttavia nel corso del pomeriggio la consueta variabilità sui rilievi con occasionali temporali, in locale estensione anche alle pianure circostanti. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 13 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche in questo caso giornata decisamente buona con ampio soleggiamento, acquazzoni al pomeriggio sulle zone montane. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 25-29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ampie parentesi soleggiate, spiccata variabilità pomeridiana sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime infine sui 27-28 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.